Buongiorno, do anch'io il benvenuto a tutti voi che ascoltate questo intervento. Un ringraziamento anch'io ai relatori che danno sicuramente spessore a questo incontro, e anche mi complimento con la Federazione regionale dell'artigianato per il tema che sta proponendo e anche per il luogo che ha scelto per proporlo, e quindi anche un ringraziamento all'M9 che ci ospita. E porto i saluti di tutti i soci della Confederazionato Imprese Metropolitana di Venezia. Oggi, come è già stato detto, parliamo di comunità energetiche che sono sicuramente una struttura, un tema che è sempre di più all'ordine del giorno, che riscuote sempre maggiore interesse e potrebbe dare un ulteriore contributo di sviluppo alla produzione di energia rinnovabile. Noi dobbiamo parlare di questi temi che sono assolutamente importanti, come ha detto il direttore, soprattutto per fare l'inclusione delle nostre imprese. Abbiamo una miriade di impianti fotovoltaici sparsi sul territorio nazionale, piccoli o grandi, che sono isolati e che quindi richiedono assolutamente la creazione di infrastrutture importanti per poter poi cedere l'energia prodotta alla rete. Le comunità energetiche, che oggi cercheremo di capire cosa sono, come sono normate, potrebbero essere un contributo importantissimo invece per fare in modo che si sviluppi quella mentalità e anche la necessità dell'autoconsumo. Lo facciamo da una città importante come è Venezia, da una città che è un centro storico fragile, estremamente delicato, con dei vincoli che apparentemente potrebbero sembrare che frenino questa transizione energetica, ma in realtà oggi questo è un luogo da dove si inizia a parlarne, e poi a pochi chilometri di distanza abbiamo quella che era una delle maggiori aree industriali, che potrebbe essere anche la soluzione al problema. Ed è con questa riflessione un po' tipicamente veneziana che chiudo il mio intervento di saluto. Auguro a voi un buon ascolto e ai relatori una buona conduzione. Grazie.